La nuova bretella che collegherà le strade provinciali 56 e 54 ha il pregio di sgravare dal traffico i centri abitati di Buttrio, Premariacco ed Orsaria, ma nessuno aveva previsto che il progetto non garantisse l'accesso a tutte le coltivazioni per un tratto di 12 km sul territorio di Premariacco. Nonostante un pressing del comune su Palazzo Belgrado, che dura da 6 anni, si è riuscito a modificare il tracciato. Domani il sindaco ieracitano chiederà un ennesimo incontro con la provincia per risolvere altri problemi, e ora che i lavori sono partiti, tra gli agricoltori c'è chi lamenta danni alle coltivazioni. Un architetto potrebbe mai pensare di progettare un condominio in cui alcuni appartamenti sono privi delle porte d'ingresso? Se l'ipotesi vi appare impossibile, in Friuli si stava per costruire una strada senza l'accesso a tutti i campi agricoli che attraversa. La bretella, che collegherà le provinciali 56 e 54, permettendo di arrivare direttamente a Cividale senza attraversare Buttrio, Orsaria e Premariacco, ha sì il pregio di salvare dal traffico 3 centri abitati, ma risulta, per usare un eufemismo, piuttosto penalizzante per i coltivatori. O meglio risultava, visto che la strada, i cui lavori sono finalmente partiti, ha avuto una gestazione lunghissima che risale addirittura al 1998. Un travaglio nel corso del quale il problema di chi si era improvvisamente trovato nell'impossibilità di accedere al proprio campo era stato immediatamente sollevato, con incontri e richieste di incontri con la provincia, fino anche ad un rifiuto delle autorizzazioni ai lavori per determinate tratte del percorso deciso dall'attuale sindaco di Premariacco, Rocco Ieracitano, che la patata bollente l'aveva solo ereditata. La zona incriminata è infatti nel suo territorio ed è lunga 12 km. La strada taglia in due i campi coltivati e originariamente non garantiva l'accesso a tutti. Finalmente il problema è stato risolto con l'apertura di più passaggi, magari non più ogni 50 metri ma ogni 500. Anzi, è stato quasi risolto, visto che la situazione di alcuni dei coltivatori rimane da chiarire, dato che alcuni accessi rimangono troppo stretti. Problemi tutti risolvibili, ma intanto che i lavori sono partiti, nella zona di Premariacco monta il malcontento di alcuni agricoltori che ora per andare a lavorare devono percorrere il triplo di strada, o ancora di più di qualcun altro che coi campi vicino ai cantieri lamenta danni alle coltivazioni e la conseguente spesa di prodotti che riescano a salvare il raccolto.